vengono imposte delle misure veramente molto inquietanti sotto tantissimi profili, e per quanto ci venga detto ormai da molto tempo che è pericoloso stare in piazza, che non si deve stare in piazza, è tutto online, noi rivendichiamo questa scelta di stare in piazza, di incontrarci. Perché? Perché in giro vediamo situazioni che ci confermano la bontà di questa scelta, perché appunto tutto ciò che viene oggi declamato come democrazia ormai sta diventando, come diceva un vecchio studioso, un cane morto, cioè una parola che viene blandita, viene raccontata, viene sempre sbandierata, ma che sempre meno ha attinenza con la realtà concreta, vera e propria delle persone. Per ribadire un clima che diventa sempre più pesante, che lo riscontriamo nell'informazione, un'informazione che qualcuno ha definito oro fecale, cioè un'informazione tutta quanta uniformata su un unico e solo palinsesto che è sempre unicamente quello, noi cerchiamo in uno spirito di servizio di costituire un piccolo esempio, un piccolo, diciamo una bottiglia che lanciamo nel mare affinché questa informazione diversa dall'unica che è concepita ed è concepibile oggi possa in qualche modo germinare qualcosa. È una primavera che noi auspichiamo di democrazia, anche perché c'è una maggioranza silenziosa che accetta tutto nella più completa acquiescenza, che gli viene detto che va tutto bene, che cancellare la propria vita, il proprio presente, il proprio futuro, l'economia costruita dai nostri genitori, da coloro che ci hanno preceduto, può tranquillamente sbriciolarsi, essere eliminata nella più totale tranquillità. Segnaliamo solo due dati inquietanti su come circola e su come funziona oggi l'informazione nel nostro paese, forse non solo, ma l'EMA, l'ente europeo del farmaco, quindi un'entità europea stabilita e certificata, ha detto che il vaccino AstraZeneca non esclude affatto, per dirne uno, ma sono tutti più o meno su questa linea qui, che crei o possa causare danni. Questa è l'informazione ufficiale, non possono escluderlo, perché essendo un vaccino sperimentale chi è che può escludere una cosa del genere? A fronte anche dei tantissimi casi che abbiamo qui, che abbiamo in Inghilterra, che abbiamo in Israele, dove la popolazione per la gran parte è stata vaccinata con delle modalità francamente assai inquietanti, no? Passaporti vaccinali, obblighi senza i quali non vivi praticamente più. Bene, loro non hanno escluso che possano esserci danni per la somministrazione del vaccino, visto che oggi è l'imperativo categorico che sentiamo ripeterci in continuazione. L'informazione italiana coralmente cosa dice? L'EMA esclude qualsiasi effetto collaterale. Ma stiamo scherzando? Qui non si sta giocando con la pelle della gente, è diventato un credo forse questa cosa, è obbligatorio per legge di Stato. Siamo vincolati ad accettare un verbo che viene detto da dei giornalisti tutti quanti uniformati ad una sola versione. Viene detto che chi non si vaccina viene escluso dall'RSA, vengono mandati a casa e licenziati. Un falso anch'esso conclamato. Il giudice ha rigettato la richiesta di queste persone perché escludeva a priori che potessero essere licenziate. Sono state lasciate a casa, pagate, e lui escludeva qualsiasi cosa perché non vedevano assolutamente gli estremi per poterli licenziare. Quindi siamo di fronte, e tutti i media hanno ripetuto coralmente, dall'ANSA al Corriere a Repubblica, il grande mainstream, una ed unica sola versione. Ebbene, noi crediamo che questa sia una grave emergenza, un grosso problema che dovrebbe dovunque fare germogliare esperienze che sono nate con grande fatica come queste, che stanno piano piano prendendo sempre più piedi, ma è un'emergenza informativa davvero realmente democratica, senza il quale, se non ci attiviamo, se non vi è consapevolezza di ciò che sta avvenendo,
perché una volta che si perde la libertà, come diceva un grande studioso, non è facile riconquistarla, la libertà perduta. Tutto quello che viene rubricato come morte oggi è Covid, quasi automaticamente tutto Covid, una conta dei morti in cui viene tutto buttato nel mucchio senza verificare e creando ovviamente una statistica, una casistica del terrore, della paura che ovviamente genera sempre più panico. Dunque è tutto questo che noi cerchiamo di mettere pezzo dopo pezzo, lo facciamo implacabilmente perché pensiamo sia un nostro dovere civile farlo, o la gente si impone, fa sentire consapevolmente e i materiali, le informazioni ci sono o dovremo subire tutto. Da quando più di un anno fa è iniziata questa questione, la prima cosa che abbiamo fatto, e parlo perché parlo a nome di una professione, signori, gli psicologi esistono, non avete sentito intervistato mezzo. Chi si occupa della mente della gente con questa questione non ha avuto uno spazio per dire avevamo capito che poteva accadere qualsiasi cosa e abbiamo cominciato a mettere avanti alcune cautele. Tra le conseguenze più pesanti della cosiddetta pandemia c'era il peso emotivo, sociale, culturale che le famiglie, i minori, le persone sole, le persone con disabilità si sarebbero dovuto far carico. Noi siamo stati cancellati, non esiste nessuna presenza di qualcuno che abbia un minimo di competenza nel settore, né nel celeberrimo famigerato comitato tecnico-scientifico, né nei media. Ma sapete, scegliere Zanzarologi per affrontare un problema umano è una scelta culturale, semplicemente si è affidato a alcuni tecnici di aree di partito, i quali hanno combattuto la loro battaglia. Hanno personificato delle esigenze, che ci fosse del lobbying è chiaro, io credo a chiunque non sia cieco, sordo, e noi quindi abbiamo un comitato tecnico-scientifico che risponde a un aspetto del problema, che è quello della grande industria farmaceutica mondiale. Il resto c'è, non c'è, interessa a qualcuno, ci sono delle conseguenze, chi lo sa. Ora invece noi qui qualcosa dobbiamo cominciare a dirla, perché già è il secondo anno. E non sta scritto da nessuna parte che sia l'ultimo. E allora, siccome non sta scritto da nessuna parte che sia l'ultimo, perché, come dire, la coazione a ripetere è tale, per cui meno una cosa funziona, più la si ripete. E anche questo permetterete un meccanismo mentale un po' bizzarro, ma è quello che succede. Determinati meccanismi sociali, tipo la chiusura delle scuole, non funzionano benissimo, le chiudiamo un'altra volta. Ecco, ottenendo solo il risultato di devastare la vita di migliaia di famiglie. Cosa fanno? Tengono il figlio a casa oppure vanno a lavorare e guadagnano? E questo è un problema enorme, che ovviamente di cui non gliene frega niente a nessuno, perché la cosa essenziale è piegare la curva del virus. L'altra cosa è la denatalità. Signori, nell'ultimo anno non sono più nati figli, perché questo clima così ameno, dove tutti noi siamo, sta distruggendo la fiducia del futuro delle persone. Per quale motivo uno deve fare un figlio se non sa neanche se lavorerà, se il suo ristorante aprirà, se potrà tornare a lavorare in fabbrica e fino a che punto non si sa? Per la prima volta, dal 1945, noi abbiamo perso secchi in un anno il 3,8% della popolazione. Cioè, manca una strage. Allora, questi sono numeri di una certa rilevanza, la perdita di un'intera generazione futura, oppure no? Questo clima di instabilità ha moltiplicato le patologie mentali e allora a chi le lasciamo in mano? Le lasciamo in mano alle famiglie. Noi possiamo dare un'ora di colloquio al mese col signor Rossi, il resto del mese ci pensa la famiglia. Allora, signori, i bimbi a casa, i malati a casa, l'impossibilità di pensare a un futuro, a un lavoro. Vogliamo riflettere su cosa implica tutto questo in termini di carico personale e comunitario per la nostra gente? Cosa sta accadendo ai giovani dopo più di un anno? Questo. Un brusco aumento di tutta la fascia delle nevrosi, tra cui particolarmente 2 punti. Le nevrosi d'ansia, soprattutto quelle ossessivo-compulsive, eccetera. Tutte le nevrosi alimentari, anche legate al fatto che avere massacrato il mondo dello sport dilettantesco nazionale per niente, perché non vi è la minima evidenza che ciò abbia un nesso con qualcos'altro, ha provocato un aumento dell'immobilità di intere generazioni di ragazzi, soprattutto all'età adolescenza, che sta cominciando a diventare, come i loro coetanei statunitensi, una generazione di obesi, che mangiano oltretutto hamburger, e li fanno proprio il loro bene. Nevrosi maniacali aggressive,
Allora signori, qui mi viene da dire, chi è che ha una responsabilità nell'aver proibito ogni possibilità di incontro con tutte le motivazioni che sappiamo? Ma pensate veramente che un adolescente possa stare chiuso da solo in casa? Ma non avete mai avuto uno in casa? Ho fortissimi dubbi, visto il caso di Speranza o anche delle certezze. Poi adesso andiamo verso il peggio, perché queste erano le caramelle. I frutti dell'isolamento. I frutti dell'isolamento sono immediatamente una crescente paura del mondo, di questo mondo. Possiamo dargli torto? È così felice questo mondo vedendolo di fuori, dalla finestra di una vita di una dodicenne? E cosa diventa quindi questo mondo? Diventa qualcosa da cui fuggire. E cosa si fa? Ci si crea delle bolle, dei contesti di vita illusori, chiusi in casa, / famiglia, io e il mio computer, le mie relazioni sono quelle che riesco a avere tramite la rete, vi vedo anche in faccia, le mie amicizie sono queste. Abbandono universitario, abbandono formativo. Le statistiche sul crollo della frequenza all'università sono terrificanti. Agli adulti, pensate al dilagare della paura di morire. E uno dice: perché uno deve essere contento? Permettete una domandaccia? Guardate che questo capita a tutti. E allora abbiamo queste cose paradossali, di persone che in perfetta buona fede fanno anche un certo strepito per tutelare il loro diritto a vaccinarsi a 95 anni. Allora, per una volta do ragione a Massimo Cacciari, che in un'intervista ha detto una cosa secondo me sacrosanta: io oramai la mia vita l'ho vissuta, a un certo punto posso anche morire. Signori, si muore e non c'è un cacchio di terapia che te lo impedisce. E se tu perdi il senso della vita, cominci a avere fifa di morire e fai delle cose pazzesche. Ti abbocchi a qualsiasi amo di chi ti vende una soluzione per non morire. La questione dei vaccini. Allora, un vaccino non è un vitello d'oro, non è Dio. Io non entro neanche nella discussione funziona o non funziona, ma constato che la comunicazione mass mediale era: noi siamo entrati in una piaga d'Egitto apocalittica in cui il nostro orizzonte è quello di morire tutti di Covid tranne che ci vacciniamo. Ora, questa comunicazione non è solo sbagliata scientificamente, è pure ridicola, ma talmente rimbombante, ridondante e ripetitiva, sulla base di un principio fondamentale del condizionamento sociale, che qualsiasi balla ripetuto 1 milione di volte viene presa verità prima o poi. È una teoria scientifica, non l'ho inventata io. Si riescono a far fare delle cose fenomenali alle persone in questa maniera. Allora signori, condizionare la gente, perché questo è accaduto, perché dia una risposta di un certo tipo a uno stimolo dato, è colpa della gente se si ammala, non delle strutture. Un po' di autocritica la vogliamo fare? No? Chiunque abbia un figlio che a casa si rincoglionisce di fronte a un PC, sappia che è il momento di ricominciare a dargli momenti di vita vera, di socialità vera. Grazie. Bene, Raul Casadei, parliamo di una persona, 84 anni, con problemi cardiaci, con problemi polmonari, non si sa se abbia fatto il vaccino o meno, questo non abbiamo nessuna contezza, ma viva Dio, una persona che ha vissuto una vita intensissima lungo tutta la sua esistenza. Avete visto quale strumentalizzazione è stato oggetto? Il Covid, una persona a 84 anni con problemi cardiovascolari, con problemi polmonari, è diventato l'icona, lo sponsor. Siamo allo sciacallaggio puro, è una cosa inaudita, mentre invece abbiamo dati concreti di persone tra le forze dell'ordine, tra il personale medico, tra varie persone che fanno il vaccino, poi muoiono. Gli scienziati ufficiali, relazioni zero, nessuno può permettersi di stabilire un nesso di causalità o una relazione di qualche genere. Qualcuno ha proibito la clorichina, ma i tribunali hanno detto no, la clorichina si può usare perché i medici, supportati da una fetta di popolazione, hanno fatto ricorso e hanno avuto ragione. Il TAR Lazio ha dovuto ricordare al governatore della regione Lazio che non si poteva imporre l'obbligo di vaccinazione anti-influenzale e hanno perso. Il 4 di marzo il TAR ha detto: i protocolli ministeriali approvati dall'AIFA
il protocollo si può derogare. Queste sentenze, a cui si associano le altre sulle mascherine a scuola, il TAR del Lazio ha ordinato, non ha consigliato, badate bene, ha ordinato al governo di fornire documentazione integrativa per giustificare quello che ha fatto col DPCM del 2 di marzo, cioè la chiusura indiscriminata delle scuole. Abbiamo delle sentenze che nero su bianco dicono certe cose e poi questo governo, che nonostante le sentenze che il cittadino normale dovrebbe invece adeguarsi ed accettare, che non le accetta, come lo vogliamo chiamare questo governo? È un governo illegale, è un governo illegale. Andatevi a cercare quelle sentenze, soprattutto quella del 4 di marzo, perché la sentenza del 4 di marzo del TAR Lazio dice una cosa che ci consente di non essere più sulla difensiva, ma di andare all'attacco, perché ha sdoganato finalmente la possibilità dei medici di lavorare in scienza e in coscienza, il vecchio principio che la legge Galli sulla responsabilità medica aveva pregiudicato, ma anche la legge delle leggi, la legge Lorenzin. Quindi basta difensiva, andiamo all'attacco, smantelliamo anche la legge Lorenzin, non ce ne frega più niente dei ricatti. Abbiamo già accettato troppi ricatti. Non si può andare a scuola fino a 6 anni se non sottostai al ricatto della legge Lorenzin, perché c'era, badate bene, all'epoca l'epidemia di morbillo. Il sottosegretario alla presidenza della regione Emilia-Romagna, Baruffi, che è ancora al suo posto, pubblicamente aveva dichiarato: abbiamo proibito, vietato l'attività fisica all'aperta non perché fosse pericolosa, ma per dare un segnale di particolare rigore e stringenza, ed è ancora al suo posto. Villani del Comitato Tecnico Scientifico, a dicembre, il Comitato Tecnico Scientifico pediatra aveva dichiarato pubblicamente: la mascherina non serve, lo sappiamo, ma è un segnale, è un simbolo, ed è ancora al suo posto. Burioni a febbraio aveva dichiarato, unitamente a Ricciardi: le mascherine non servono a niente. Queste persone sono ancora credibili? Quindi facciamo valere quelle sentenze, e chi non le applica è nella illegalità. Io sono il vicepresidente di Tutela Costituzionale. Siamo onorati del vostro invito ed entusiasti di essere qui insieme a voi. Lo abbiamo accettato perché crediamo in quello che facciamo, perché siamo convinti, in questo totale clima di incertezza, di potervi dare il nostro contributo cercando di farvi ritrovare le vostre certezze sulle quali ricostruire un presente che ci è stato tolto, un presente e un futuro che non ci è più permesso immaginare, rapito a noi, ai nostri figli, ai nostri nipoti. E in tutto questo buio abbiamo incominciato a cercare una via d'uscita, una luce in fondo al tunnel. In mezzo a tutte queste difficoltà è nata la nostra forza, la nostra idea. Combattiamo con strumenti che riteniamo idonei a sovvertire tutte quelle restrizioni che neanche le forze dell'ordine sapevano essere incostituzionali, non attuabili, illegittime. I nostri politici però si sono dimenticati di una cosa, che noi siamo italiani e siamo i migliori al mondo nel gestire il caos, e da questo caos riavremo la nostra libertà. Tutela Costituzionale è stata fondata a Carrara e sta assistendo i propri associati sin dall'inizio della pandemia. È formata da un gruppo di persone come voi, da professionisti sia in campo medico che legale, da imprenditori, da partite IVA, da dipendenti pubblici e privati, da persone anche disoccupate che si alzano tutte le mattine e in mezzo a questo delirio devono sempre inventarsi il modo di andare avanti. Noi di Tutela Costituzionale vogliamo andare oltre alla semplice collaborazione. Lo scopo della nostra associazione è quello di garantire e tutelare il rispetto dei diritti costituzionali violati, e lo facciamo attraverso un'attività di informazione e assistenza giuridica vera e propria.
Stiamo seguendo un percorso per riottenere la possibilità di tornare a lavorare, per essere nuovamente liberi, per tornare alla normalità, ai nostri diritti, e lo stiamo percorrendo passo dopo passo, conquista dopo conquista. Sappiamo bene che è una montagna da scalare e non intendiamo lucrare sulle nostre attività, né tantomeno indirizzare in ambito politico, perché riteniamo che i soldi e la politica siano stati il vero virus che ha originato tutte queste deviazioni. Il nostro è un progetto estremamente ambizioso e saremo entusiasti di poterlo condividere con chiunque vorrà farne parte. La nostra Costituzione impone a chi norma le tutele di utilizzare la legge per le prescrizioni di tipo sanitario. Non ammette che prescrizioni di tipo sanitario abbiano forma di decreto ministeriale. Stavo chiacchierando prima con un esponente delle forze di polizia che mi diceva: dissento da alcune affermazioni che stavo facendo perché i decreti ministeriali sono utili, per esempio, per disciplinare il porto d'armi. Certo, con i decreti ministeriali si possono fare tante cose, ma la nostra Costituzione vieta che nel nostro ordinamento siano atti meramente amministrativi, proprio perché sono due elementi importanti quelli che devono portarci a disciplinare la normativa che ci protegge nella salute. E il primo fra questi è la individualità del soggetto. Ed è per questo che sono avvenute tutte le anomalie che sono state già citate, non vi ricordo, il decreto tachipirina che ha vietato ai medici di utilizzare la idrossiclorochina, quando il medico ha una potestà assoluta nel nostro ordinamento nel decidere quale cura applicare, perché deve valutare le condizioni del singolo. Quindi come è possibile pensare che sia costituzionale e legittimo un provvedimento che non ha forma di legge, già di per sé anticostituzionale, e che tratta tutta la popolazione con una sola regola? È di per sé, non sta in piedi. Io credo che questo sia il momento più drammatico della storia dell'umanità, non solo di questo paese, perché riuscire ad omogeneizzare, frullare e omogeneizzare il comportamento dell'individuo, riducendo a nulla il valore del singolo, questa è la cosa più grave che possa succedere a un popolo. E la magistratura ci sta facendo una comunicazione molto importante. Sta dicendo: cittadini, dateci la possibilità di sentenziare, perché se voi non scendete in campo, le non regole vinceranno a tavolino. Io faccio il notaio, mi chiamo Alessandro Matteucci, faccio il notaio a Carrara, e proprio per non fare un armiamoci e partite sto cercando di mettere per primo in campo le mie di responsabilità, per cui chi tenta di entrare nel mio studio non può entrare con la mascherina. Due giorni fa una direttrice di banca tenta di entrare nel mio studio per firmare una surroga e dico: guardi che lei non può entrare con la mascherina. Ma come? Ci sono i DPCM? Ho detto: sì, ci sono i DPCM, sono illegali, per cui possiamo vantare ancora, per fortuna, una norma che vieta di circolare nei luoghi pubblici e aperti al pubblico col volto travisato. Travisato vuol dire coperto, non riconoscibile. E questa affermazione, che fa scandalo oggi, ci trova in una situazione paradossale, per cui oggi se provi a entrare in banca non mascherato non ti fanno entrare. Cioè, nel luogo dove noi depositiamo i nostri risparmi, ok, la gente che entra con la maschera è ben accetta. Questa direttrice di banca è entrata, ha passato 2 secondi senza mascherina, fuggendo poi rapidamente mi ha mandato una PEC dicendo che questa storia non finirà qui, che subirò una denuncia e andremo per vie legali. Questo è quello di cui ha bisogno in questo momento il Paese, questo è quello che stanno chiedendo i magistrati: dateci l'occasione per difendervi. I magistrati stanno di fatto accusando di gravi reati il nostro governo, perché emettere un provvedimento anticostituzionale viene fatto da un pubblico ufficiale
che commette un reato, perché non avendo quel potere, quello è un abuso d'ufficio, è un reato. Chi si insedia per amministrare uno Stato non può semplicemente gestire la psicologia della popolazione, deve assumersi la responsabilità dell'amministrazione. Ci sono delle regole e vanno seguite. Per fortuna le abbiamo, siamo a rischio di perderle, quindi io vi invito a porvi una domanda: cosa posso fare io? Quale rischio posso assumermi? In che modo posso farmi accusare? In che modo posso attivare un meccanismo che ci porti davanti al magistrato? Perché quella sentenza assicurerà anche alle forze dell'ordine di agire in maniera corretta, e non possiamo trovarci a discutere su questi temi perché i nostri dipendenti, perché questo sono le forze di polizia giudiziaria, li paghiamo noi e li paghiamo perché loro ci facciano sentire sicuri. Io non ho alcun timore di un poliziotto, di un carabiniere, perché non ho mai violato una regola, e quindi sono qui a dire: torniamo ad abbracciarci, fateci sentire sicuri, usiamo le regole, ci sono. La didattica a distanza, questo nuovo metodo di insegnamento sorto in alternativa a quello tradizionale, non ha fatto altro che dare il colpo di grazia a questo malato terminale che era la nostra educazione. Infatti da subito la DAD ci ha fatto vedere le sue enormi incoerenze e problematiche. Pensiamo agli studenti che a fine dell'anno scorso si sono ritrovati a non poter andare avanti con le lezioni, a non poterle seguire con regolarità a causa di non potersi permettere gli strumenti necessari, adeguati per poter seguire le lezioni regolarmente. Ma a distanza di un anno, ancora oggi, numerosi problemi continuano a sorgere. Pensiamo a tutti i problemi tecnici che la maggior parte degli studenti e del corpo docenti continua a lamentare. Il forte senso di alienazione che noi studenti proviamo nel seguire le lezioni dalle nostre camere, col conseguente calo della concentrazione del rendimento scolastico, l'inattendibilità delle verifiche, in un sistema di istruzione che si orienta principalmente sulle valutazioni, avere delle verifiche inattendibili in cui è facile copiare fa già riflettere di per sé. È vergognoso! Esatto. Inoltre, un altro aspetto di cui vale la pena parlare è quello sociale. Aspetto che viene tralasciato dai media o sminuito. Pensiamo al fatto che diversi studenti preferiscono la DAD pur dimostrandosi un sistema inappropriato, perché non sono invogliati a tornare in una scuola che non capiscono, che sentono distanti, di cui non si sentono protagonisti, una scuola che si basa su un sapere nozionistico che si distacca dal lato pratico delle cose. La maggior parte di noi a scuola non impara un lavoro, non fa esperienza, non impara a vivere, impara delle nozioni che spesso non riesce a mettere insieme, delle nozioni che reputa inutili a volte, di cui non capisce l'utilità in primo luogo. Dunque molti studenti, un po' anche per pigrizia, preferiscono la didattica a distanza grazie alla possibilità di ottenere ottimi risultati con minimi sforzi. Oppure, questo è ancora più grave, perché sono abituati a uno stile di vita sedentario e nocivo che li porta a stare chiusi nelle proprie camere, a isolarsi dal mondo esterno. Vorrei ricordare dei ragazzi di Firenze che 3 mesi fa, per un volantinaggio che protestava contro la didattica a distanza e metteva in luce le incoerenze dei ministeri e i vari provvedimenti inutili, sono stati messi agli arresti domiciliari per un semplice volantinaggio. 3 mesi di arresti domiciliari per un volantinaggio. Bravo! È alienante. Basta! Grazie. Grazie a tutti. Adesso penso di sì, non lo so, chiedo a voi. Volete continuare a vivere? Sì! Ma come siete strani però? Siete strani, oh.
Ma non vi mascherate? Allora, che è successo? Certo che vi manchi Conte, ce ne vuole, cioè, io non mi sarei mai aspettato, io non sono un imitatore, io non le so fare ste cose. Rigorosamente, non sono in grado, adesso io ringrazio la gentile attenzione. Adesso è un periodo un po' difficile insieme a Casino, sto prorogando questo stato di difficoltà perché non ho più nemmeno la rosciata, questo specie di mettevo qui sopra, mi rendo conto che quando parlo non si capisce assolutamente un cazzo. E certa difficoltà nell'eloquio. Io vi ringrazio, ho fatto di tutto in questo periodo per risolvere questo mio problema, innanzitutto dal punto di vista economico. Io non riesco a capire cosa ridiate, questa situazione così difficile. Ho cercato... proroga dopo proroga. Certo che proroga dopo proroga è tipo 3 tigri contro... proroga dopo proroga. Di arrivare fino a questo punto vi vedo sottomessi, mascherati, vi vedo nella vostra condizione pessima, di ignobile plebaglia, e sono felicissimo di essere a questo punto. Ora mi ritiro insieme a Casalino che abbiamo da fare. Poi ogni tanto vengo posseduto rigorosamente da questa cosa. A volte mi trovo che torno a casa, capito? Faccio perché poi quella dimensione un attimo folle prende anche a me. E allora certe cose sono paradossali, non le capisco, non capisco perché si possa fumare. Mi trovo ad andare a un locale, mi metto seduto, poi quello vicino mi fuma e praticamente inonda tutti quanti i tavoli e non si è capito perché devo prendere la tazzina, togliere la maschera, rimettere la tazzina. Una volta me la stavo a versare addosso perché poi nel fare questi giochetti chiaramente c'è il rischio pure che te sbagli. E allora questo, viviamo nel paradosso. Io ve lo racconto con i video, ve lo racconto se andate sul mio sito nuovo, andateci perché insomma è bello, l'abbiamo fatto programmato da zero. Quello che vi dico è semplicemente torniamo a pensarla, una vita, pensiamola noi. Non facciamo in modo che siano altri a decidere per noi come dobbiamo vivere, costruiamola, perché c'è una tendenza di portarci verso una soluzione che probabilmente è uno stile, un pensiero di alcuni di come dovrebbe essere la vita su questa terra. Noi possiamo e dobbiamo creare il nostro modo, non dobbiamo aver paura e sottometterci a quello che è un dettame che viene dato con un plagio. Ciao. Ciao, grazie. Se te digitavi no paura dei Cesena oggi, salta fuori un articolo dove dice, vabbè, tutte le menate del signore della verdura là, e poi dice poche decine di persone, oggi siamo 300-400, possiamo contare, adesso facciamo un'altra cosa, ma ci potremo contare, e siamo 300-400, dove sono poche decine di persone? Cioè proprio far finta di niente, bisogna far finta di niente qua. E allora vi volevo parlare di questa cosa qui perché è bellissima, succede tutte le volte dobbiamo diventare bravi a vederla, perché è con la comunicazione che ci fregano, ci dicono che siamo in 10, ci dicono quella cosa che fa Bassetti con l'Avventura. Non so se avete visto Bassetti con l'Avventura cosa ha combinato, perché l'Avventura raccontava la sua storia e dice, oh ragazzi, a me mi è successo così, così e così. E ero lì, tachipirina, vigile attesa, non è che stavo tanto bene, ho trovato un'altra cosa. Non dovevi farlo, salta su lui, perché chi cazzo sei? Perché io sono un medico, te vai a studiare, iscriviti a medicina, poi potrai parlare. È proprio una cosina garbata, gli ha detto, educata, gentile, proprio da personcina a modo. E uno gli doveva dire, sì Bassetti, sei un medico e ci sono altri medici che dicono l'esatto contrario di quel che dici te. Con la differenza che quei medici lì curano la gente e te vai in televisione. A chi devo credere io? Te ne vuoi stare tranquillo? Perché non è che se sei medico zittisci tutti quelli che la pensano diversamente da te su un tema medico, perché ci sono altri medici che, ripeto, sono medici come te, che hanno una grande differenza rispetto a te. Dicono di fare una roba diversa, curano la gente e te vai in televisione. Perché se i medici curano questa roba, passa il messaggio che questa roba si cura. Allora, se si cura, non ti serve tutta sta menata, perché per le cose che si curano non ti serve la mascherina, non ti serve il distanziamento, non ti servono le chiusure, non ti serve tutto sto delirio, non serve a niente.
men che meno i cosiddetti vaccini che sappiamo benissimo non essere vaccini. Pretendiamo la correttezza, i tamponi sta venendo fuori finalmente che sono un modo fasullo di misurare le cose. Un abbraccio a tutti e avanti alla grande. Oh, ma io ho paura, Mi sono messo il pannolino. Che bello stare qua. Salute a tutti, come ho detto l'altra volta, di corpo, di mente e di anima. Io volevo farvi gli auguri di buona Pasqua, ma quella ciurma di bucanieri che ci guida da Roma ha deciso di far risorgere il Cristo con un decreto legge, ma di mettere noi nel sepolcro e rimanerci. Si è parlato di democrazia. Voi pensate che siamo in democrazia? No! Probabilmente no, non lo siamo. Probabilmente non sarete d'accordo con la dottrina della Chiesa. Parlo dell'Evangelium Vitae, una lettera enciclica, quindi come valore di fede è solo inferiore al dogma, di San Giovanni Paolo II del 25 marzo 1995, quindi se sono presenti qui operatori della comunicazione facciano riferimento a documenti ufficiali della Chiesa. Lo Stato non è più la casa comune dove tutti possono vivere secondo principi di uguaglianza sostanziale, ma si trasforma in Stato tiranno, che presume di poter disporre della vita dei più deboli e indifesi, dal bambino non ancora nato al vecchio, in nome di un'utilità pubblica che non è altro in realtà che l'interesse di alcuni. Ora, qua voi potreste dirmi, Don Lorenzo, guarda che me, se l'aborto e l'eutanasia sono favorevole, eccetera. Però nella condizione in cui noi siamo, è come se venissimo eutanizzati dal regime che ci governa. Per cui, prosegue il Papa, in questo modo la democrazia, ad onta delle sue regole, cammina sulla strada di un sostanziale totalitarismo. Quindi chi mi viene a dire che siamo in una democrazia, io rispondo no, non è vero, documentato dalla dottrina sociale della Chiesa. Ditelo ai vostri parroci, ditelo ai vostri vescovi, ditelo a qualcuno, lo diciamo qua! La pandemia è una follia voluta da chi vuole che al fallimento ci vai te. La pandemia è un'eresia che per deprimerti di più stai in casa e guardi la TV. Ma se violi il coprifuoco sei senz'altro un delinquente, oltre a un pessimo fetente. Ai 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 ai. C'è chi fa la passeggiata e poi lo sorprende il drone mentre passa la regione. Ai 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 ai. Complottaro maledetto, ti vuoi pure smascherare? All'ospedale devi andare a vedere l'emergenza per la tua sporca incoscienza. La pandemia è una bugia voluta da chi vuole che il vaccino lo faccia da re. La pandemia è una pazzia, il tuo lavoro perderai mentre il ristoro non avrai. Ma se vai a fare il tampone e neppure il vaccino al cervello se non vai, ai 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 ai. E se nuoti in mezzo al mare, prima il gel ti devi dare per non farti contagiare. Ai 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 ai. Se in casa soffri le tue pene, puoi tagliarti anche le vene, andrà sempre tutto bene. Ai 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 ai. La pandemia è una fesseria voluta da chi vuole che all'elemosina vai te. La pandemia è una malattia che se non guardi la TV il Covid non esiste più. Ma se segui il protocollo, vigiletta chi virina, l'ospedale si avvicina. Ai 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 ai. E se ti vuoi far visitare, il tampone è meglio anale. Cioè se muori di Covid
l'affarone è tutto lì. La pandemia, la pandemia, la pandemia è una furberia voluta da chi vuole che la dittatura ancora c'è. La pandemia, la pandemia, la pandemia è una porcheria, come il vaccino che ti fai, così il potente arricchirai. E se invece sei un bambino, non puoi andare in giardino, ti è impedito di giocare, tanto meno di abbracciare. E se diventi rosso a scuola è perché hai la museruola, ci hanno dato un'altra sola. Ai 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 ai. La pandemia, la pandemia, la pandemia è una frenesia, che se non scappi presto via il tuo vicino fa la spia. La pandemia è anche un po' colpa mia, che se speranza non avrò son certo che mi salverò. Facciamo il passaparola perché è l'unica possibilità. Lo abbiamo visto in Germania, hanno bloccato un lockdown perché la gente ha detto no, basta. Proviamo a farla anche noi? Ci proviamo? Allora sempre di più diffondiamo la macchia d'olio, ed è questo l'unico presidio vero per instaurare una situazione di libertà e per fare pendere la bilancia, come diceva il sommo poeta, tra tirannia e Stato franco verso lo Stato franco. Ciao a tutti e a presto.